Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Walt. Io vi voglio far sentire una cosa, ok? Sto a Roma, vi voglio far sentire una cosa. Silenzio. Nessuno parla, nessuno fiata. Nessuno parla, nessuno fiata. Tutti zitti, a casa, con la codina tra le gambe, tutti a casa. Tutti a casa e godo come un riccio, perché dopo la figura di merda, perché è stata una figura di merda contro il Lecce, godo che siamo riusciti a vincere questa partita. Meriti del Napoli e demeriti della Lazio, perché ragazzi, parliamoci chiaro, se la Lazio avesse giocato come i primi 20 minuti, anche metà partita, il Napoli questa partita non l'avrebbe portata a casa. Invece la Lazio si è abbassata, il Napoli ha iniziato a giocare, ci siamo mangiati l'impossibile, abbiamo avuto sfortuna a due pali, ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Quella era la cosa importante. Allora, io già stavo pensando a cosa dire in caso non avessi vinto la partita, con chi me la sarei dovuta prendere. La verità secondo me è una, che c'erano pochi da prendere per i capelli, secondo me, oggi. Zielinski ha giocato bene, tranne i primi minuti che era in bambola come tutto il resto della squadra, secondo me ha fatto un partitone. Kvara, ragazzi, imprendibile. Kvaratskhelia è imprendibile, sta ovunque ed è imprendibile. Poi ha sbagliato, Kvaratskhelia ha sbagliato 2 gol, soprattutto il secondo clamoroso, che prima comunque lo stop, farlo in 1 centimetro non era facilissimo, là secondo me con l'esterno di prima l'avevi buttato, però il secondo doveva farlo, anche se lì la palla anche era forte, però lo devi fare per quanto mi riguarda. Bellissima partita anche di Osimhen secondo me, perché anche se non ha segnato ha creato un sacco, si è portato 10 uomini dietro, Osimhen oggi anche superlativo Victor. Per quanto riguarda dietro non posso dire niente a nessuno. Kim, secondo gol di Kim sta ovunque. Dopo le prime partite un po' sottotono, secondo me Kim sta prendendo veramente le redini della difesa. Rachmani, grandissima partita. Mario Rui bene, anche sulla chiusura su Immobile, sul secondo palo al calcio d'angolo ha imparato a marcare Mario Rui, ha fatto una buona marcatura Mario Rui, che già è tanto. Buona partita di Lorenzo. Anghissà, ragazzi, con Lobotka è un altro giocatore. Anghissà con Stanislav Lobotka vicino è un altro giocatore. E poi Lobotka, io non ho più parole per descrivere Lobotka, non ho più parole. Sottotono Raspadori quando è entrato, quello sì. Anche Elmas un po'. Ndombele un pallone a toccata, ha fatto una cazzata, io spero si svegli Ndombele. Oliveira credo che non abbia toccato neanche quel pallone che ha toccato Ndombele. Ragazzi, questa partita era fondamentale, dopo le figuracce il Napoli non si poteva permettere di perdere, io ero abbastanza sicuro che oggi avremmo vinto e così è stato, ma oggi non potevi permetterti di non vincere. Non sono potuto andare allo stadio per motivazione, non dirò qui, e mi dispiace di non essere potuto andare, cioè io potevo andare ma chi doveva venire con me non poteva andare, quindi da solo sinceramente mi metteva tristezza. E che bello, tutti zitti, tutti in silenzio qua, non si sente un'anima, tutti a rosicare, codina tra le gambe, poi il rigore, e ho litigato con un sacco di amici romanisti, il rigore, perché Mario Rui, a parte Mario Rui, bello rofrato, non si marca col braccio così, ma uno non gli ha dato una gomitata, ha messo il braccio e l'ha preso qua, ha tenuto l'uomo fermo. Ma poi ragazzi, parliamoci chiaro, quello è un contatto che prende e ti fa cadere a terra, che tu allarghi il braccio così per prendere posizione, prendi, ti butti a terra con le mani in faccia. Infatti Lazzari appena visto che non gli hanno dato il rigore si è alzato a protestare, un pagliaccio. Per me è un pagliaccio. Quello per me non è calcio di rigore. Poi è ovvio, tu sei un coglione, Mario Rui, che marchi così col braccio alto. Se avessi dato rigore non avrei gridato allo scandalo, ma per me non è calcio di rigore quello, non stiamo facendo danza classica, quello per me non è calcio di rigore. Fate sapere queste tutte cose iniziali della partita, io godo come un riccio nato da poche ore, questa è una citazione, bella.